Il bosco dei sogni, oggi bosco dei suoni, Max Ungaro Radio Gamma 5 ed è tornata a trovarci la nostra mascotte, Elena Baldan. Ciao Elena. Buon pomeriggio. Mascotte per età, perché io penso che tu sia uno degli ospiti, dei viaggiatori, come li chiamo al Bosco dei Sogni, più giovani come presenza qui al Bosco dei Sogni, anche se adesso so che tu te ne vanti, l'hai messa come medaglia al valore, adesso sei diciottenne. Esattamente. È un onore comunque. Quando ci eravamo salutati autunno inoltrato, stavi facendo un determinato tipo di percorso anche affiancata ad un gruppo, cioè Mhm. stavate affrontando un concorso canoro non indifferente, stavate stravincendo. Com'è andata poi? È andata che non è più proseguita perché io ho deciso di abbandonare senza alcun tipo di risentimento, anzi se i ragazzi mi stanno ascoltando li saluto. Una cosa che ho detto loro è che un pezzo della mia anima resta con loro, dato che insomma le idee sono una parte fondamentale e molto importante di ciascuno di noi e loro hanno le mie idee insomma in mano e, e è una cosa bellissima secondo me. Allora, oggi sei in veste unplugged, nel senso che senza amplificatori di nessun tipo, solo chitarra e voce, dedichi questa ora del Bosco dei Sogni alla passione più grande che hai nella tua vita, che è una dimensione più intima, però oggi la musica la vivi in una maniera più intima rispetto a quando sei sul palco che ti scateni, Esatto, sì. perché lei è una rocker pura, ve lo garantisco, è proprio una rocker. Grazie. In stile Bon Scott, ci vai molto vicino come carisma. Cara Elena, prima che mi sparino perché vogliono ascoltare te, io ti lascio i microfoni, scopriamolo assieme cosa ci Lo fai? scopriamo Ok. assieme, esatto. Allora, carissimi ascoltatori del Bosco dei Sogni, Elena Baldan e il suo Unplugged di oggi. Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you can.
ed era la nostra Elena Baldan. Ottimo inizio con Dolly Parton. Mhm. Tu che hai 18 anni, dove sei andata a recuperarla? A questa magica domanda rispondo sempre in modo un po' banalotto, nel senso che grazie a YouTube si scoprono tante cose, no? E quindi grazie YouTube. Beh, diciamo che comunque non è, almeno a livello Italia, una dei classici del rock che salterebbe subito all'occhio, quindi ci vuole proprio un percorso un po' più mirato. Era molto famosa negli anni 70-80. Beh, ma a me piace molto quel mondo lì, quegli anni lì, quindi insomma è bello scoprire anche le cose. Non definirei tanto di nicchia perché comunque è una canzone molto famosa, però giù di lì, insomma, ecco. Sei con la tua Crafter, però non hai solo questa come chitarra. Ho una classica piccolina, molto piccolina, di colore blu, che è stata la mia prima chitarra, il mio primo amore. E sì, ho una chitarra elettrica, una Fender. E la prima chitarra, diciamo, non si scorda mai, non si scorda mai, è importantissima, No, delle soprattutto... volte si scorda, per carità, Si perché scor- la cordatura non la tiene molto, però, ecco. Non si scorda mai, nel senso proprio di un Certo. qualcosa che rimane con noi, soprattutto perché quando la musica assume un significato ulteriormente particolare in quella che è la nostra vita, nel nostro percorso, ecco che allora è un qualcosa ancora di più di un pezzo di legno con delle corde di metallo, ma Certo. un compagno, una compagna di viaggio. Cosa ne pensi, secondo te, della musica come guarigione? Cioè, della forza così grande che ha la musica a volte, la capacità di indirizzarci anche su un nuovo percorso, di aiutarci a guarire le nostre ferite. Come mai ha questa forza così portentosa e prodigiosa? Allora, trovo che innanzitutto sia inspiegabile, però se proprio vogliamo darci una spiegazione, sono delle sensazioni che delle parole messe in un certo modo piuttosto che in un altro, o una determinata melodia, un giro di accordi, suscitano delle sensazioni, delle emozioni che magari in un determinato momento sono proprio quelle di cui hai bisogno. Nei momenti più tristi, diciamo, la musica mi ha aiutata molto spesso. Se poi vogliamo parlare invece di un aspetto più pratico, esiste la musicoterapia, che è una cosa fantastica, indescrivibile, ho una stima incredibile per le persone che insomma si impegnano affinché venga diffusa, e anche se non si può percepire a livello, come dire, a livello fisico, si può vedere l'effetto positivo che questa terapia ed è una cosa fantastica. Per quanto non sia un qualcosa che avviene fisicamente, in realtà scopriamo anche attraverso la musica che la cosiddetta guarigione o benessere comprende un qualcosa che non è solo fisico, ci aiuta anzi a scoprire quanto l'essere umano sia molto più esteso di quello che vediamo, Esatto. e che a volte a monte addirittura ci sono altre prospettive, altre dinamiche di cui magari il fisico è solo apparente sintomo. E però ci sono appunto queste vibrazioni a livello musicale, ma sai cos'è anche secondo me? L'intenzione con cui un musicista si approccia alla musica, perché poi la trasmette e una persona si può anche identificare, come dicevi prima, come stavi parlando prima, quando siamo giù o quando abbiamo dei momenti nella nostra vita che non sappiamo che strada prendere o non vediamo il futuro. Determinati artisti hanno proprio la qualità di comunicare con il nostro essere, cioè la loro esperienza viene tutta fuori e in qualche strano invisibile linguaggio noi entriamo in comunicazione con il loro vissuto. Ed è una grandissima anche speranza, perché è un modo di dire: guarda che se musicalmente ce l'ho fatta io, nel senso sono qui a esprimere qualcosa, tutti noi abbiamo in dono questo, basta solo capire qual è la tua modalità per esprimerti. Vero, E vero, poi vero. puoi essere a tua volta nella tua modalità di aiuto agli altri. Esatto. Allora, abbiamo aperto con Dolly Parton. Con cosa proseguiamo il nostro Unplugged? Ribadisco che anche con questa lo scopriremo. E allora a te.
I Poison. Every rose has its thorn. Ogni rosa ha le sue spine. Questa versione così soffusa, sospesa, mi ha ricordato un film particolare che è Captain Fantastic, dove alla fine fanno una versione di Sweet Child O' Mine che mette i brividi, sempre su questo stile un po' sospeso, e quindi l'hai proprio trasformata questa ballad, rock ballad, in un qualcosa di più intimo, nel senso di unplugged. Mi sono dimenticato di accendere le candele, guarda. Dovevamo creare l'atmosfera. Intanto io inizio a leggerti anche i messaggi che iniziano ad arrivare. Bravissima la tua ospite, come si chiama? Elena Baldan. Io la chiamo Elena B. Ed è una rocker, oggi in una veste più tranquilla, ma... Sì. Decisamente. Se la vedete e la sentite dal vivo capirete di cosa sto parlando. Poi mi scrivono se hai inciso qualcosa, se hai fatto qualche brano inciso. Non ancora, Non mi ancora. pare. Non ancora. Sì. Ci sto lavorando, sì. Adesso che sei come Jack Frusciante il libro, perché uscita dal gruppo, pensi di portare avanti ad esempio un progetto di incisione da sola? Sì, sto scrivendo delle canzoni, alcune mi piacciono, altre assolutamente no, ed è giusto che sia così. E, come si dice, stay tuned. Assolutamente sì. Adesso, al giorno d'oggi, ne parlo spesso anche con i vari ospiti musicisti che ho qui al Bosco dei Sogni, che hanno magari un qualche grado in più, sono un po' più avanti con la carriera o con l'esperienza, e mi dicono tutti che adesso ci si muove molto sul mondo social, ma anche purtroppo, nel senso che si viene più valutati per una sorta di apparenza e quindi anche di inquadramento, cioè ti si riconosce come un dato genere, da quello da te ti si pretende e basta, non ti si chiede altro, non l'approfondimento, non la creatività. Tu come la vedi adesso, guardando verso il futuro? Sì, è vero questo, assolutamente, solo che nel momento in cui tu hai una bella immagine, ma poi andando al sodo non c'è molto, secondo me casca il palco. E quindi sì, ok, è giustissimo curare anche quel lato lì, perché ormai è così che girano le cose. Però è fondamentale non dimenticarsi che la musica, insomma, parlo per questa direzione, insomma, per questo ramo dell'arte, è giusto non dimenticarsi che cos'è la vera musica e non distaccarsi dall'essenza, perché in quel momento, secondo me, non ha più senso niente. Infatti, una delle cose che spesso viene fuori qui, ad esempio, al Bosco dei Sogni, è che sia un libro, che sia un brano musicale, qualsiasi forma artistica tu voglia intraprendere, falla perché piace a te, falla per te e non seguire vari cliché, vari modi e tutto il resto, perché comunque prima di tutto non è un prodotto, è un'espressione, e questa Esatto, sì. è un qualcosa che veramente mi piace sentirmelo anche dire, perché rispetto a quello che si vede in giro confermo che dovrebbe essere questo il senso artistico della cosa, un'espressione di sé come nostra espressione, la nostra Certamente. sfumatura. È bello quando senti sin da giovane subito cosa vuoi fare nella vita o cosa ti richiama di più. Ma sì, è vero, è bellissimo, solo che in realtà non ho mai preso, da piccola, non ho mai preso in considerazione l'attività di musicista. Poi andando avanti con il tempo ho capito che lo puoi fare anche se non sei famoso, ecco. E questa è stata un'illuminazione per me. Ok, pubblicità e ci troviamo tra pochissimo, a tra poco. Million miles away, your signal in the distance, so warm it may concern. I think I lost my way. Getting good is starting over every time that
Diciamo che la nostra Elena, come avete sentito, ha scaldato i motori perché era partita pian pianino prendendo confidenza coi microfoni della radio, con l'ambiente, e adesso sta andando sempre più avanti con la Formula 1. Certo. Walk, pensa che c'è già chi mi ha scritto mentre cantavi il 297, salutiamolo. Proprio oggi canticchiavo a mente Walk. Oh. Non credo sia un caso. Poi No, dice, infatti. cambiando discorso, se cerchi, perché lei non fa più parte del gruppo al momento, è solista, se cerchi un bassista. Oddio, è una domanda così proprio a bruciapelo questa. Tienilo presente. Va bene, grazie. Noi comunque diamo i tuoi contatti certo. Facebook Mhm. perché comunque c'è anche tutta la programmazione eventuale futura di live e tutto Sì, e sì, via sì, dicendo, sì, quindi certo. anche per tenerti un po' d'occhio. Quindi Elena Baldan su Esatto. Facebook o anche su Instagram Mhm. E anche su YouTube, e anche su dove YouTube, pubblico qualche cover ogni tanto. dove vedete che si scatena e dove Esatto. se sentite qualche colpo di sottofondo non a tempo sono i vicini che bussano sul muro. Esatto. E tu cosa ci dici di questo terzo brano che hai scelto di portarci oggi come tuo unplugged radiofonico, Walk, il cui video è liberamente ispirato da Un giorno di ordinaria follia? Esatto, sì. Che bello quel video, proprio wow, pazzesco. No, comunque questa canzone, non lo so, mi mette una felicità incredibile ogni volta che la canto, mi dà proprio un senso di libertà, di rinascita, di... Mi chiedono su che background musicale ti sei formata perché, ad esempio, il 694 mi chiede se canti anche in italiano, quindi chiedono se hai praticamente sempre solo assorbito la parte musicale anglofona o anglofila rock Mhm. o se ti sei ispirata anche a qualche artista italiano. Io so, seguendoti su Instagram, che fai anche cose in italiano, ma Sì. a te la risposta. Sì, allora, inizialmente da piccola i miei genitori mi facevano ascoltare qualcosina in italiano. Poi ho scoperto il magico mondo del rock non italiano e vabbè, ovviamente ho iniziato con gli AC/DC e poi sono arrivati i Guns N' Roses, che sono stati un altro dei miei grandi amori, che vabbè, insomma, sono scolpiti nel mio cuore, non posso farci nulla. Aspetta, ricordiamo, è bruttissimo usare le etichette, aiuta un pochino a capire, tu sei una millennial, cioè Sì, sei sì, arrivata dopo lo Ah. 000 del 2000, giusto? Sì. Quindi li hai recuperati, cioè Certo. non crescendoci assieme, ma dopo. Purtroppo. Ma purtroppo e anche forse per fortuna, perché questa sorta di cercare, questa ricerca di musicisti del passato, mettiamola così, mi porta a scoprire altri generi, cose che magari non avrei apprezzato in passato. Ad esempio, sempre ricollegandomi con il discorso di prima, ho iniziato sì con il rock e quindi tutta la sfilza di band che attorno agli AC/DC, insomma, li prendo come punto di riferimento, in modo anche un po' barbaro. E sì, adesso sto riscoprendo i classici italiani e li sto apprezzando molto. Un esempio, Un esempio è Mina. Sì. Lei è wow. immensa. Sì. Sì, guardarla a video rimani a bocca aperta, c'è poco da dire. Mm-mm. Senti, adesso andiamo avanti con i tuoi brani musicali che hai portato oggi, quindi con l'unplugged vero e proprio, e dopo facciamo una piccola pausa musicale, così... D'accordo. Ok, facciamo un pit stop. E sempre a proposito di artisti Sì? che ti entrano nell'anima, questo è un brano di Joni Mitchell che invito tutti ad ascoltare e ringrazio la mia insegnante di canto, che saluto per avermela fatta scoprire. È una delle scoperte che mi hanno più cambiata, insomma, e quindi grazie. Salutiamo, quindi lasciamo arrivare il ricordo di Joni Mitchell, quindi la sua anima artistica che è sempre con noi, e a te il rendercela ancora viva. Spero di renderle giustizia. It was a rainy night. We took a taxi to your mother's home. She went to Florida, left you with your father.
Sai, io ho sempre abbinato Johnny Mitchell a una controparte maschile che è Donovan, che è più o meno su quello stile, anche acustico, chitarristico, poetico. Lo conosci? In realtà ho ascoltato qualcosa, ma sì, non mi ha preso come Johnny Mitchell. Mitchell, ok. Sì. Mi chiedono però se anche questa sera puoi fare uno dei tuoi cavalli di battaglia, Tipo? la cui iniziale è J. Io lo sapevo che andava a finire così. Io lo sapevo che Janice è sempre in mezzo, per carità, Johnny Mitchell, tutto quello che vogliamo, però Janice, non posso dire altro. Perché i nostri ascoltatori si ricordano che avevi già portato Sì, alcuni sì. brani qui e tra questi comunque è rimasta indelebile Mhm. la tua esibizione canora in merito a Janis piacere. Joplin. Se dovessi buttartela lì, ti incontro per strada e ti dico, hai voglia di fare Janis? Qual è la prima? Parlando di Beh, impressioni. ma sicuramente Me and Bobby McGee, sicuramente, ma senza ombra di dubbio. Stepped light and been a rose, waiting for a train. I was feeling nearly as faded as my jeans. Bobby thumbed the diesel down just before it rained. The road us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out
Ed eccoci con la nostra Elena Baldan. Ve l'avevo detto che è un animale da palcoscenico, che è sempre piena di energia e quanta voce, quanto carisma. Io mi chiedevo mentre suonavi proprio e con quanta amore e passione rivolgevi questo canto a te stessa, ma anche Ah, agli ascoltatori e a Janice, come deve essere per una persona che apprezza e che ama la musica, un certo tipo di musica con la M maiuscola, io mi permetto di aggiungere, essere nata, tra virgolette, dopo, in un mondo in cui una qualità così non c'è più. Beh, allora, sì, per alcuni lati è negativo perché si fatica a trovare persone che ascoltano, insomma, questi generi, ecco. Non impossibile assolutamente, infatti quando vengo come dire, a contatto con persone così mi si scalda il cuore. Però ha anche i suoi lati positivi perché capisci che, diciamo, puoi fare una sorta di paragone. Per quanto non mi piacciono i paragoni, però riesci a guardare la musica, riesci ad ascoltare la musica anzi, in una maniera un po' diversa, magari da pseudo musicista, ovviamente guardo anche il lato tecnico, ma cerco di, se mi capita di ascoltare una canzone dei giorni nostri, sicuramente mi viene da fare un paragone con le sonorità passate, i testi, tutto quello che ci va Certo. dietro, insomma. Ma non ci sono solamente cose negative, anzi, assolutamente. E questa è una consapevolezza che ho acquisito con il tempo. Se prima dicevo, caspita, quanto avrei voluto nascere negli anni 80 e via dicendo, sicuramente anche adesso mi piacerebbe. Però molto probabilmente non sarei la stessa persona. Cioè, sicuramente, insomma. E quindi ha i suoi lati positivi. Io ho la speranza che si ritorni ad una dimensione più intima, più sentita, più attaccata a quello che è veramente la musica. Non sto disprezzando generi in particolare in questo momento, però per quanto riguarda il discorso di prima, per esempio, dell'immagine, ecco, io spero che ci si distacchi un po' da questo, perché si va a perdere un po' l'essenza della musica, che è una cosa importantissima. Quindi spero appunto che si ritorni ad una dimensione più intima, più sentita. Cara Elena, tolta Mina, che hai detto che ultimamente la stai trovando, la stai riscoprendo, nel senso la stai conoscendo, cosa ti piace suonare proprio e cantare in italiano? Vasco. Quindi mi sembra di capire che stiamo andando in questa direzione, giusto? Ma ad esempio con cosa delizi i tuoi vicini di casa in merito a Vasco? Sally, sicuramente. Abbiamo 4 minuti e dalla pubblicità. Casomai, mio malgrado, ti sfumo. D'accordo. Proviamo ad accennare giusto perché Certo. accontentiamo che ci chiede anche di Mhm. sentirti come sei in italiano, che sai che un po' cambiamo in Sì, base... sì, assolutamente. Tu studi lingue, tra l'altro, mi Sì, pare. sì, faccio il liceo linguistico. Ok. Se lui cammina per la strada senza nemmeno guardare per te,
È il bosco dei suoni, terza e ultima parte tra me e Bobby McGee di Janis Joplin e questa Sally di Vasco. Io so già che questa sera tornerò a casa, dopo andrò a letto e inizierò a chiedermi: ma io chi sono? Cosa ci faccio qua? A farmi le domande esistenziali. Certo. Comunque veramente bravissima. Pensa che Grazie. c'è il 752 che si firma Diana. Elena, mi hai commosso. Grazie, mi fa piacere, grazie. E saluto Nancy che mi ha scritto nella diretta di Ciao, Facebook e ha detto che ci sta Nancy! ascoltando. Salutiamola. Ciao, 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 un bacione. E facendo Vasco hai tirato su un mare di, di consensi e È di così, fan. È così, è così. E infatti ti leggo e saluto ad esempio il 625. Ma chi è questa brava fanciullesca promessa delle 6 corde? Io che sono un vascomane, una versione di Sally molto acuta, ci voleva proprio. Davide, il poeta pazzo. Da un talento canoro all'altro, perché appunto tolto Vasco che rimane, ok, ma da Janis Joplin ha un talento molto simile, sia umanamente parlando, cioè del non avere la maturità o la capacità di saper gestire un talento enorme, un talento incredibile, ma sia appunto un talento che è unico nella storia musicale. Stiamo parlando di Amy. Mhm. Amy Winehouse, e sentiamola attraverso di te. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things that to do, and in my head I paint a picture. Since I come home when my body's been a mess and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Want to come on over
come on over, Valerie. Amy Winehouse. Il 625 ti dà dimostrazione di affetto, di ammirazione, ma anche della sua bravura poetica, perché scrive Elena Winehouse, senza vino e senza house, ma con tanto acoustic sound. Davide il poeta pazzo, bravo, eh? Grazie, mi fa super piacere. Elena Winehouse. Elena B. Elena Baltan, ricordatevi per seguirla perché lei tendenzialmente si esibisce dal vivo anche, quindi Sì. su Facebook la trovate, o su Instagram o al suo canale YouTube dove posta le sue varie esibizioni canore. Ti si può vedere, per ora, oggi sono io fortunato, ho potuto assistere a questo Unplugged in solitaria, tutto per me, Sì. pensa. Senti, siamo vicinissimi alla chiusura. Io ti aspetto ancora con Certo. nuovi progetti, novità, ok? Mhm. Novità, anzi tienimi informato se accade già qualcosa, perché so che c'è qualcosa nell'aria. Assolutamente. Ci lasciamo con un brano, proviamo assieme? Andiamo, assolutamente. Questa volta però non canto, Mhm. suono e basta, Va dai. bene, Ok Elena, ci siamo. allora mi appresto con la mia chitarra e tu la voce. Certo. Vediamo cosa ne viene, dai. It's all the same, all in the name of change. Every day, it seems we're wasting away. Another place where the faces are so cold. I drive all night just to get back home. I'm a cowboy on a steel horse, alright. I'm wanted, dead or alive, dead or alive. Ho le mani ancora un po' arrugginite, ma qualcosina dai, ne viene fuori. Cosa dite, cari Assolutamente, ascoltatori? assolutamente. Brano mitico per Sì. non poterlo fare. È che siamo veramente in chiusura, quindi va bene così. La prossima volta la faremo un po' più lunga, dai. D'accordo. Cara Elena, c'è un messaggio, lo chiedo sempre, sai, prima di salutarci, un qualcosa che vorresti condividere con noi anche nel senso proprio artistico del saper stare in equilibrio sopra la follia che a volte sa essere la vita, in merito a questo periodo pazzo in cui ci siamo trovati un po' tutti a Sì. vivere. Non troppo artisticamente, ma forse una cosa scontata, ma che in realtà scontata non è, e me ne sto rendendo conto sempre di più, ovvero che la vita è bella e non ce lo ricordiamo mai abbastanza. E anche nei momenti in cui tutto sembra andare nella direzione sbagliata o comunque non per il verso giusto, nei momenti in cui quelle giornate, no, insomma, in cui ci si dimentica di questo, l'importante è proprio cercare di ricordarsi che la vita è bella e non è per niente scontato. Grazie Elena, grazie di cuore di essere stata qui per aver tenuto botta ben 2 ore. Grazie a voi. Grazie per a questo te, tuo Max. Unplugged meraviglioso, veramente meraviglioso. I messaggi continuano a arrivare, dopo te li filtro. Comunque, sai, tanti complimenti sia per la parte in inglese sia per la parte in italiano. Teniamolo presente questo. Certo. Ok? Grazie mille, grazie. Cari ascoltatori, grazie a voi per averci ascoltato, per essere stati assieme a noi. Ci sentiamo, ci vediamo martedì prossimo alla stessa ora, sempre con Max e il suo bosco dei sogni. Alla prossima, ciao Elena. Grazie.